benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Bimba muore dopo un parto cesareo, la procura apre un'inchiesta per i fatti avvenuti il 16 gennaio scorso all'ospedale di Acireale. La donna, una 36enne dello Sri Lanka, è ora ricoverata al Cannizzaro di Catania. Omicidio a Vittoria, fermato il presunto killer di Angelo Ventura, il 38enne vittoriese noto alle forze dell'ordine e parente di alcuni esponenti di spicco della criminalità organizzata della zona. Nessuno degli imputati della strage di Altavilla è infermo di mente. Anche la figlia minorenne di Barreca, il principale imputato, era in grado di intendere e di volere quando ha preso parte alla strage. Lo ha deciso il GUP del Tribunale dei Minori. Il procuratore di Palermo De Lucia, i boss della vecchia mafia, arrestati ieri, hanno nostalgia della Cosa Nostra di una volta e cercano politici e imprenditori. Incontri con i giovani come quello di oggi all'Istituto Pio La Torre sono fondamentali. Catania, 8 arresti nell'operazione Dusmet, rubavano le auto per poi restituirle dietro il pagamento di una grossa somma di denaro. È il cavallo di ritorno, attività criminale diffusa in città. Trappeto Nord, ancora incertezza sulla collocazione degli sfollati. Per gli abitanti un disastro annunciato, l'esplosione e il crollo delle palazzine. La Sicilia dice no ai cellulari in mano ai bambini. Approvata in Assemblea regionale la legge proposta dal Movimento 5 Stelle diventerà operativa dopo il via libera del Parlamento nazionale. Calcio, il mercato entra nel vivo, il Palermo a caccia di un portiere e di un attaccante, affari e scambi sull'asse Messina-Catania. In rosso-azzurro arriva dal Picerno il difensore Allegretto. Bentrovati. Si indaga a Catania sul caso di una neonata morta a 2 giorni dal parto. La piccola era venuta al mondo con un parto cesareo all'ospedale di Acireale, ma poi è deceduta al Cannizzaro dove era stata trasferita d'urgenza. Orazio Longo. Avrebbe trascorso 25 ore in travaglio, un'eternità di dolori e di speranze svanite nel nulla, perché la bambina non ce l'ha fatta ed è morta 2 giorni dopo. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta su un parto eseguito il 16 gennaio scorso all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale su una mamma di 36 anni dello Sri Lanka. L'indagine è stata avviata dopo la denuncia del marito della donna, suo connazionale, ai carabinieri, in cui ha affermato che la moglie aveva avuto una gravidanza senza problemi. A raccontare l'iter e il legale della coppia l'avvocato Gianluca Costantini di Catania. La donna, come si legge nella denuncia, si è recata all'ospedale il 23 dicembre per essere programmata per il 31 dicembre, ma in quella data si sarebbe deciso di non agire attendendo per un parto naturale. Da lì sarebbe cominciato il calvario per la donna che, secondo la denuncia presentata, si reca in ospedale per successivi controlli il 4, il 9, l'11 e il 14 gennaio. Il 15 avviene la rottura delle acque, il 16 il cesareo d'urgenza. Ma la bimba non respirava e così, intubata, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, dove non c'è stato però nulla da fare. Non vogliamo accusare nessuno, dice il legale. Nella denuncia che abbiamo presentato abbiamo solo riferito i fatti avvenuti senza fare nomi, perché di nomi non ne abbiamo. La donna, che ora è ricoverata all'ospedale Cannizzaro per una infezione conseguente al parto, non aveva un medico di fiducia. L'inchiesta, aperta dalla procuratrice aggiunta Agata Santonocito e dalla sostituta Alessandra Russo, dovrà accertare eventuali responsabilità, disposto il sequestro della salma, della placenta e della cartella clinica. Gli esami sul liquido amniotico potranno chiarire se vi siano state alterazioni metaboliche che possano avere causato la morte della piccola. Lo scorso novembre un'altra inchiesta era stata aperta a Catania per la morte di una neonata dopo il parto. Omicidio a Vittoria, preso il presunto assassino di Angelo Ventura. Sembra che a sparare sia stato un amico della vittima per motivi legati al traffico di droga. Veronica Barbarino. In stato di fermo il presunto omicida di Angelo Ventura, l'uomo deceduto questa mattina a Vittoria a seguito di un colpo di fucile alla coscia destra che ha ferito l'arteria femorale. Era arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria prima di mezzanotte. Pare trasportato nel bagagliaio di una vettura di grossa cilindrata. Era stato caricato di peso e trasportato in sala d'aspetto da 2 persone poi andate via. La squadra mobile, che ha proceduto alle indagini, ha interrogato unitamente agli agenti del locale commissariato il presunto omicida, pare amico della vittima, con cui si sarebbe incontrato nella tarda sera di ieri prima del delitto. Angelo Ventura era noto alle forze dell'ordine, era cugino e omonimo dei figli di Gian Battista Ventura e di Filippo Ventura, ma nonostante l'appartenenza alle famiglie mafiose che attualmente gestiscono il traffico di droga nel Ragusano, per gli inquirenti non era una figura di spicco nell'organizzazione.
Strage di Altavilla, la figlia 17enne di Barreca è capace di intendere e di volere e quindi è imputabile come il padre dell'omicidio della madre Antonella Salamone e dei fratelli Kevin ed Emanuel, avvenuto nel corso di un rito per scacciare il demonio. Manlio Viola. Niente sconti, neanche di fronte a perizie che parlano di presunta semi-infermità mentale per gli orrori di Altavilla. Anche la figlia maggiore di Barreca, minorenne all'epoca dei fatti, è imputabile e capace di intendere e di volere, quindi deve rispondere dell'omicidio della madre Antonella Salamone e dei fratelli Kevin ed Emanuel, avvenuto nel corso di un esorcismo tra l'8 e il 10 febbraio del 2024 nella villa della provincia di Palermo. Lo ha deciso il GUP del Tribunale per i minori Nicola Aiello dopo la perizia di un neuropsichiatra infantile di Roma disposta per valutare la capacità della giovane. Il processo davanti al Tribunale dei minori è in fase avanzata, il prossimo 6 marzo è prevista la requisitoria. La sentenza di primo grado potrebbe arrivare prima dell'estate. Intanto appena 3 giorni fa, nell'altro processo, quello che si svolge davanti al Tribunale ordinario di Termini Imerese, il GIP Gregorio Balsamo ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario il padre Giovanni Barreca e la coppia di Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. In quella sede il GUP non ha soltanto deciso il rinvio a giudizio, ma ha anche revocato il trasferimento di Giovanni Barreca in una residenza sanitaria, disponendo il ritorno in carcere. Di fatto è stata accolta la richiesta della procura, che si era opposta alla scarcerazione, dovuta anche in questo caso alla semi-infermità mentale. Tutti e 4 gli imputati di quella strage, 3 davanti al Tribunale ordinario con processo che deve ancora iniziare e 1 davanti al Tribunale dei minori con processo che volge al termine, devono rispondere delle proprie azioni senza sconti. Ultra ottantenni, ma ancora dentro Cosa Nostra. L'operazione di ieri a Palermo ha riaperto le porte del carcere per storici padrini mafiosi come Franco Bonura, Girolamo Buscemi e Agostino Sansone. Il procuratore De Lucia si deve continuare a combattere la mafia. Marco Gullà. L'operazione antimafia di ieri a Palermo, che ha smantellato i clan di Passo di Rigano e Uditore, ha fatto emergere ancora una volta la voglia di mafia da parte dei vecchi padrini. In manette sono finiti 3 storici boss: Girolamo Buscemi, Franco Bonura e Agostino Sansone. Ottantenni, ma ancora dentro Cosa Nostra, dopo anni e anni di carcere. E del resto questa operazione fa tornare in auge una frase che il pentito Tommaso Buscetta disse al giudice Giovanni Falcone: da Cosa Nostra si esce soltanto in 2 modi, o con la morte o con la collaborazione con la giustizia. Oggi, nel corso di un incontro a Palermo con gli studenti, il procuratore Maurizio De Lucia è tornato sull'operazione che ha riportato in carcere alcuni vecchi boss. L'attività repressiva continua, non si arresta, è utile, è importante, non è sufficiente a fare sì che il fenomeno mafioso sia debellato. Probabilmente ha la stessa utilità, se non ancora di più, poter parlare con dei ragazzi che sono in formazione come avviene oggi. Hanno nostalgia della vecchia mafia, i padrini di Cosa Nostra lo dicono e lo ribadiscono mentre sono stati intercettati. Provano a stringere rapporti con politici e imprenditori e allora incontri come quello di oggi all'Istituto Pio La Torre sono fondamentali. Spiegare cos'è la mafia oggi, come si presenta, con quali caratteristiche, perché dobbiamo evitare l'errore di parlare della mafia al passato, come se fosse un fenomeno della storia e non della cronaca, perché credo che sia utile per i ragazzi comprendere come si manifesta oggi l'organizzazione criminale nei nostri quartieri, nella nostra città, in Sicilia. La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo del boss Nino Madonia per l'omicidio dell'agente Nino Agostino. Annullamento senza rinvio per l'assassinio della moglie Ida Castelluccio. Il delitto è prescritto, Madonia non può essere chiamato a risponderne. Manlio Viola. Torna in alto mare la vicenda dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, assassinato insieme alla moglie incinta Ida Castelluccio il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. La Corte di Cassazione ha infatti annullato la condanna del boss Nino Madonia. La Suprema Corte ha disposto un nuovo processo per il boss per l'accusa dell'omicidio di Agostino, ha invece scagionato definitivamente Madonia dall'accusa dell'omicidio della moglie Ida Castelluccio, nonostante il delitto sia avvenuto contemporaneamente.
Il boss Madonia in appello era stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio, ma già in appello era caduta l'aggravante della premeditazione per il solo delitto della moglie incinta di Agostino, in quanto non era lei il bersaglio dei killer di mafia, ma si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato. In Cassazione invece i giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati Vincenzo Gianbruno, Alessandro Tato Martorana, Valerio e Giorgio Vianello Accoretti, e per l'omicidio di Ida Castelluccio hanno disposto la prescrizione del reato. Resta in piedi invece il delitto premeditato di Agostino. In un altro processo, lo scorso ottobre, anche il boss Gaetano Scotto era stato condannato al carcere a vita. Sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio sempre insieme a Madonia. I due killer arrivarono in moto. Assolto invece Francesco Paolo Rizzuto, amico di Agostino, che rispondeva soltanto di favoreggiamento. A Catania, furti d'auto ed estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. 8 le persone arrestate dalla polizia nell'operazione Dusmet, come ci racconta Emanuela Corsi. Rubavano auto e chiedevano ingenti somme di denaro per restituirle ai proprietari. Sono 8 le persone arrestate dalla squadra mobile di Catania per furto aggravato di autovetture ed estorsione, attuata col metodo del cosiddetto cavallo di ritorno nell'operazione Dusmet. Il GIP ha disposto 5 arresti in carcere nei confronti di Salvatore Maugeri, Salvatore Venuto e Antonino Santapaola, già detenuti per altra causa, e per Gianluca Bonaccorsi e Antonio Balsamo. Arresti domiciliari invece per Giuseppe Linguaglossa, Francesco Lopresti e Danilo Privitera. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di ricostruire numerosi furti di autovetture nella zona degli Archi della Marina, come vediamo in queste immagini. Poi scattava la richiesta di pagamento del riscatto nei confronti del proprietario, sfruttando il momento di smarrimento in cui si trovava la vittima dopo essersi accorta del furto. La procura etnea spiega in una nota come gli autori dei reati abbiano operato con una tecnica che ha reso complessa la loro identificazione, secondo uno schema basato sulla suddivisione dei compiti e sull'alternarsi nell'arco della giornata con nuclei di 2 o 3 soggetti di volta in volta diversi da quelli precedenti. Adesso le immagini di un inseguimento mozzafiato, un tir che stava per oltrepassare i caselli dell'autostrada A18 all'altezza della barriera di Tremestieri a Messina, che collega Catania e la città dello Stretto, vede un posto di blocco della polizia e cambia direzione, andando in contromano, lo stiamo vedendo. Subito scatta l'inseguimento, a fuggire un 64enne italiano che, nonostante avesse avuto la patente ritirata, era alla guida di un mezzo pesante proveniente dal capoluogo etneo. La manovra è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza presenti sulla 18, pesanti le sanzioni. Catania, magistrati e periti al lavoro nella zona rossa per risalire alle cause della fuga di gas che ha sventrato 2 palazzine a Trappeto Nord. Per gli abitanti disastro annunciato, incertezza sulla collocazione degli sfollati. Tonino De Mala. Da un lato le ruspe che scavano, dall'altro magistrati e periti che studiano ogni dettaglio per cercare una risposta al quesito principale. Qual è stata la causa che ha originato la fuga di gas che a sua volta ha squarciato 2 palazzine a Trappeto Nord? Un interrogativo che si pongono dalla sera del 21 gennaio nel tentativo di risalire ai responsabili del disastro per molti annunciato. Lo ribadiscono gli abitanti della zona che già nel pomeriggio, quindi diverse ore prima dello scoppio, sentivano un forte odore di gas. Nel nostro bagno dalle fogne usciva un fortissimo odore di gas e questo ci faceva preoccupare molto. Infatti non abbiamo acceso la luce in quel bagno, abbiamo aperto, spalancato tutto in modo che circolasse l'aria. Vetri e pezzi di tegole che vedete sono stati scaraventati a diversi metri di distanza ed in questo condominio di via Salanitro la normalità stenta ad arrivare, visto che il gas manca già da 9 giorni. Non sono tornate moltissime persone, soprattutto tornano la sera, probabilmente perché non c'è l'acqua calda. È difficile fare lavare bambini piccoli la mattina presto, poi andare a scuola. È problematico, se è problematico per noi, penso per chi ha figli. Intanto è ripresa l'erogazione del gas al Policlinico e alla Cittadella. Sono in corso invece scavi e lavori per parzializzare ed isolare quanto più possibile la zona di emergenza. Capitolo sfollati. Molte famiglie sono alloggiate in un camping alla Playa ma hanno chiesto di essere trasferite. Caduta nel vuoto l'ipotesi prospettata dal comune che aveva ipotizzato lo spostamento presso un istituto religioso di via Sannullo. A spiegare il motivo a microfoni spenti sono state le suore, secondo le quali dal punto di vista logistico non è possibile ospitare gruppi di famiglie. Il crollo del viadotto Scorciavacche, assolti Pietro Cucci,
Cucci e altre 2 indagati. Assoluzione appunto per non aver commesso il fatto per l'ex presidente di ANAS, ora capo della società Stretto di Messina SPA, e per altri 2 indagati, Stefano Liani e Michele Vigna. Inaugurato alla vigilia del Natale del 2014, il ponte crollò 6 giorni dopo una inaugurazione in pompa magna. Continua la nostra inchiesta sulla sanità siciliana. Tantissime le segnalazioni che arrivano in redazione. Oggi vi raccontiamo la storia, una storia che arriva da Siracusa. Più di un anno di attesa per una visita pneumologica. Spero che parlandone, racconta una paziente al nostro TG, cambi qualcosa. Francesco Loi. Oltre un anno. Tanto dovrà attendere la signora Giuseppina per una visita pneumologica all'Umberto I di Siracusa. La prenotazione è del 15 novembre 2024. La prima data disponibile per l'esame l'11 febbraio, ma del 2026. Una cosa impossibile. Dovevo fare una poligrafia e ho chiesto all'ASP di poter anticipare questo esame. Nessuna risposta. E non è la prima volta che si imbatte in tempi di attesa biblici. Le era accaduto già in passato ed aveva deciso di rivolgersi ad un'altra sanità, quella privata. Sempre alla sanità privata e a pagamento ovviamente, sia come visite come farmaci. Il foglio della prenotazione lo tiene in mano, lo guarda e non riesce a crederci. La sanità non deve essere così, ripete più volte. Una sanità che in Sicilia, come ha detto lo stesso assessore Faraoni, è in terapia intensiva. Spera che qualcosa cambi. Certo che me lo auguro che tramite voi qualcosa cambi e che chi ascolta di dovere, chi può smuovere le acque, come si suol dire, di poter fare il possibile perché queste cose non devono avvenire. Quello della signora purtroppo non è l'unico caso del genere. Raccontateci le vostre storie. Scrivete alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005 perché il nostro viaggio tra luci e ombre della sanità continua. All'INPS per un giro di oltre 7 milioni di euro tramite finte assunzioni e società fittizie. Lorena Dolci. Assunti per finta, poi licenziati con diritto all'indennità di disoccupazione, la cosiddetta NASPI. Ecco in poche parole il meccanismo che ha permesso di truffare l'INPS. 700 i lavoratori regolarizzati in modo fittizio come dipendenti di società di comodo, poi l'interruzione del rapporto di lavoro creando i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità. Con l'accusa di truffa ai danni dello Stato, i finanziari del Comando Provinciale di Palermo hanno disposto varie misure interdittive nei confronti di 12 persone, sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 7 milioni di euro nei riguardi di 21 società. La seconda tipologia di frode messa in piedi da 2 palermitani e diretta all'evasione fiscale e alla truffa contributiva si sarebbe invece basata sulla costituzione di società cartiere che fornivano falsamente manodopera in favore di altre società. Queste ultime venivano dunque sollevate da tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali e previdenziali nei confronti dei propri lavoratori, con un risparmio di oltre 1 milione di euro. La Sicilia dice no ai cellulari in mano ai bambini. Approvata all'Ars la legge proposta dal Movimento 5 Stelle che diventerà operativa dopo il via libera del Parlamento nazionale. Luca Ciliberti. La Sicilia dice no ai cellulari in mano ai bambini. È stata approvata all'Ars la legge voto proposta dal Movimento 5 Stelle che mira a vietare i telefonini e le apparecchiature digitali ai bambini fino a 5 anni e a limitarne fortemente l'utilizzo nella seconda e terza infanzia e in età adolescenziale. Una proposta approvata in maniera bipartisan che adesso dovrà avere il via libera del Parlamento nazionale prima che diventi operativa. Un segnale forte che arriva dall'isola e che vuole essere soprattutto un disperato grido di allarme che risuoni forte nelle orecchie dei genitori che molto spesso scambiano un cellulare per un babysitter e per tenerli buoni affidano ai propri figli anche in tenerissima età uno smartphone o un tablet, non sapendo che rischiano di minare per sempre la loro salute psicofisica. Recenti studi infatti dicono che in Italia il 30% dei genitori usa lo smartphone per calmare i propri figli già durante il primo anno di vita e che su 10 bambini tra i 3 e i 5 anni 8 usano il cellulare dei genitori.
disturbi di ansia, attacchi di panico, aggressività, fino ad arrivare al fenomeno del cyberbullismo e del ritiro grave sociale. Questi sono fenomeni che possono portare addirittura in soggetti sensibili anche all'ideazione suicidaria. Non possiamo più disconoscere queste problematiche così importanti per la salute psicofisica dei nostri ragazzi. Il divieto di utilizzo di apparecchiature elettroniche è previsto anche per gli alunni all'interno delle scuole medie e superiori durante le ore didattiche. Una volta approvata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione dovranno occuparsi anche della promozione e della realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte a insegnanti e genitori. Per le violazioni sono previste sanzioni da 150 a 500 euro. Presentato il programma 2025 di Sicilia Fiere a Mister Bianco in provincia di Catania. L'obiettivo ambizioso è quello di diventare un hub internazionale, spiegano gli organizzatori. Orazio Longo. Un programma ricco, quello del 2025 per Sicilia Fiera Mister Bianco in provincia di Catania, polo fieristico inaugurato a settembre del 2022. Il nostro obiettivo ambizioso è quello di trasformare Sicilia Fiera in un hub internazionale, ha spiegato il presidente Nino Di Cauro. Quest'anno Sicilia Fiera dà attenzione a tutto quello che è il mondo sportivo, partendo con dei campionati per le selezioni nazionali dello scherma, quindi saranno inizialmente lo scherma a partire con i campionati e poi successivamente a fine anno si partirà con quello che è invece un evento, comunque una fiera dedicata a tutto quello che è il mondo del golf e del settore turistico golfistico. Agroalimentare, transizione energetica, design, edilizia, economia del mare e altro per promuovere il tessuto produttivo locale, come spiega il sindaco di Mister Bianco Marco Corsaro. Noi siamo orgogliosi di stare accanto alle imprese, agli imprenditori che portano avanti il bello e le attività produttive dell'Italia, quindi la Sicilia, e in questo caso di Mister Bianco. Oggi accanto al gruppo imprenditoriale di Sicilia Fiere, mentre si declinavano gli eventi che si svilupperanno nell'annualità 2025, la parte pubblica ha in campo gli operai per mettere proprio le bandiere del distretto commerciale. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Palermo in pochi giorni deve definire diverse trattative di mercato, tra cui quella per Pogiampaolo. Domani al Barbera arriva però il Pisa nell'anticipo della 24esima giornata. Marco Gulla. Il Palermo e Pogiampaolo sono come due innamorati che si sono già dichiarati, ma per il matrimonio ufficiale manca il consenso del padre. E allora fino a quando il Venezia non darà il benestare alla cessione, il finlandese continuerà ad essere un tesserato del club lagunare. Ma i giorni scorrono e il termine ultimo per definire l'affare è il lunedì 3 febbraio, entro mezzanotte. Il Venezia, prima di cedere Pogiampaolo, deve prima trovare un sostituto che ancora non c'è. Probabilmente l'affare potrebbe essere chiuso proprio nella giornata di lunedì. Palermo, che sembrerebbe vicinissimo anche ad un portiere, Audero del Como, a fare lampo è quasi definito, ma il club rosanero deve anche cedere e in un mercato difficile come quello di gennaio non è affatto facile. Saric comunque dovrebbe andare al Cesena, a mercato anche Nedelciauru, Henry tornerà al Verona e nel mezzo del caos di calciomercato c'è ovviamente il campionato. Palermo che domani al Barbera sfiderà il Pisa, vera rivelazione del torneo. Decideranno gli interpreti in campo, soprattutto gli episodi, e quindi difficile che la partita non diverti una partita fisica contro una squadra del genere come il Pisa, che è una squadra molto fisica. E abbiamo cambiato il sistema di gioco, quindi abbiamo cambiato qualche interprete, quindi abbiamo cambiato anche la disposizione in campo. In avanti la conferma di Brunori e Ledoiron, in difesa potrebbe esordire Magnani, primo e al momento unico acquisto del direttore sportivo Osti. E in casa Catania si complica la trattativa per ingaggiare il terzino Pagliai dal Picerno, dal quale arriverà Allegretto, ufficialità per Frisenna rossazzurro. Adesso, dopo aver perso Ongaro, il Catania cerca un attaccante, Francesco Triolo.
Domenica la sfida al Cerignola, una delle sorprese di questo campionato, formazione solida e costante nel suo cammino. Sullo sfondo di una gara che potrebbe rilanciare il Catania c'è il mercato che sta vedendo il club impegnato a sistemare la rosa a disposizione di Mimmo Toscano, non senza qualche contrattempo come quello legato a Paglià, il terzino del Picerno, per il quale la trattativa si è arenata, complicata, pare anche per una volontà dello stesso giocatore che voleva garantito il posto da titolare. Dalla società lucana invece arriverà il centrale difensivo Allegretto. Picerno e Catania sarebbero già allo scambio di documenti per perfezionare la cessione. Intanto, con la firma di Rocco Costantino al Messina, Giulio Frisenna è ufficialmente un giocatore del Catania, contratto sino a giugno 2027, e il ragazzo catanese, tifoso del Catania, è pronto a mettersi a disposizione di Mimmo Toscano. Un altro nodo è quello dell'attaccante. Con il Trapani entrato a gamba tesa per Ongaro, il Catania deve cambiare obiettivo. Finotto resta uno dei preferiti ed è in corso una interlocuzione con la Carrarese, ma i rossazzurri avrebbero chiesto notizie anche su Jacopo Pellegrini della Feralpi Salò, sul quale ci sono anche Gubbio e Monopoli. Il club lombardo è disponibile anche a darlo in prestito. A Messina, ufficializzati Chiarella e Costantina, adesso le attenzioni della società sono per il difensore Simone Benedetti dell'Avellino. Ci sarebbe l'ok sia degli irpini che del giocatore. Intanto domani arriva in città il CEO della AAD Invest, Dudu Sissé, che terrà una conferenza stampa. A Trapani, risolto il dilemma allenatore con l'ingaggio di Vincenzo Torrente, la società granata ha ceduto il portiere Seculin al Modena e insiste per Krapicas, che il Messina però adesso reputa non più cedibile. Ma il sogno del presidente Antonini rimane l'ingaggio di Mario Balotelli. L'attaccante si sta liberando dal Genoa e attende una chiamata dalla A. Altrimenti potrebbe prendere in considerazione la proposta del Trapani, ma si deciderà tutto nelle ultime ore del calciomercato. Bene, per queste sere è tutto, il TG finisce qua, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi ringrazio per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.